Va ora in onda Potere al Popolo. Vai, eccolo qua, Sammy Varin, ancora al buon mattin. Sono Sammy Varin. 4 minuti dopo le 11, potere al popolo, potere alla nostra controinformazione, potere a un bell'articolo sul Libero che vi leggo tra pochissimo. Prima ancora però, non so se riesco a resistere, c'ho un file audio da trasmettere, aspetto ancora un attimo, no, lo trasmetto subito. E sul cursore vediamo un po' cosa dice questo. Silvia Sardone, io qua in Italia posso fare quello che voglio, lo sai? Mettitelo bene in testa. Io qua in Italia, Silvia Sardone, posso fare quello che voglio. Essendo cittadino italiano, posso fare quello che voglio. E tu non sei nessuno per dirmi fai questo, fai quello, fai quello. Perché io sono meglio di te, Silvia Sardone. Io ho più soldi di quello che tu guadagni in un anno, io li faccio in un giorno, Silvia Sardone. Sappilo, io qua in Italia posso fare quello che voglio. E se faccio qualcosa, non mi devono cacciare al mio paese. Io vado in galera qua, Silvia Sardone. Io vado in galera qua, Silvia Sardone. E se c'è qualcosa, vieni faccia a faccia con me. Con me. Se ho tempo, ti do un appuntamento e vieni a parlare faccia a faccia con me, Silvia Sardone. Hai capito? Prossima volta impara a parlare, perché la prossima volta non parlo più. Ciao. Che cosa rispondiamo a questo ragazzo? 340 6709 659, appena diffuso dall'europarlamentare della Lega, Silvia Sardone, minacciata quasi quotidianamente da questi figuri. Qualcuno si sta chiedendo, è immediata, devo dire, la risposta dei nostri ascoltatori. Carlo mi scrive: costui imperversa tranquillamente in giro. Mi sembra impossibile che un figuro del genere possa mettere in rete messaggi minacciosi senza che nessuno intervenga. Piante dosi, sveglia. E io chiaramente aggiungo: Salvini, dove sei? Lo vogliamo un Salvini al Viminale? 340 6709 659 o da questo momento anche linee aperte allo 029294 7222. Pronto? Sì, ciao Sammy, sono il Walter. Ciao Walter. Ciao, volevo dire che cosa dire rispetto a questa persona che dice queste cose nei confronti di Silvia Sardone, che purtroppo ha ragione. Lui può fare quello che vuole, perché se questo entro 24 ore non lo vediamo in manette, sbattuto in una gabbia senza neanche il processo, vuol dire che lui ha ragione. E questo purtroppo la verità, e con amarezza lo devo dire. Poi volevo rispondere stamattina, fare un chiarimento su stamattina. La signora Anna ha detto dei bombardamenti di Treviso. Io non so quante persone in Italia conoscono il moral bombing autorizzato da Winston Churchill a guerra finita. Praticamente tutte le città italiane, ricordati Gorla, la scuola di Gorla, furono bombardati obiettivi civili proprio per impaurire il popolo. È proprio una tattica che si chiama moral bombing. Io, per carità, gli americani ci hanno salvato dal nazismo, però il moral bombing la gente dovrebbe conoscerlo. Secondo me dovresti invitare qualche storico per fargliene parlare, perché è davvero una cosa terribile. Bombardare obiettivi civili, chiese, monumenti, per impaurire il popolo e togliere i riferimenti. È storia, Pietro Buscaroli, poi sto leggendo la biografia di Churchill, quindi questa è storia. Grazie Sammy. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Avete capito che questo oggi è il vostro spazio. Chi vuole entrare in diretta su Radio Libertà, dire il proprio pensiero, qualunque esso sia, può chiamare ora lo 029294 7222 o inviare un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659 e io vi dico che alle 12:30 Matteo Salvini arriva a Monfalcone. Sapete che si vota tra pochi giorni a Monfalcone, in provincia di Gorizia, e non soltanto.
e chiaramente c'è un partito islamico, probabilmente il partito di questo ragazzo che abbiamo sentito prima minacciare la Sardone, c'è un partito islamico che potrebbe fare scuola se dovesse, non dico vincere, ma avere un buon risultato a Monfalcone. Matteo Salvini oggi 8 aprile a Monfalcone, ore 12.30 visita al porto, ore 13.30 Marina Giulia incontro aperto, ore 17 Matteo Salvini oggi a Monfalcone al gazebo elettorale in Piazza della Repubblica, incontro aperto a tutti voi chiaramente per fare il tifo per Fasan sindaco. Ce la sentiamo una bella canzone che ci riporta indietro nel tempo. Abbiamo ascoltato prima un ricordo dello scorso weekend con il congresso della Lega. Proprio al congresso della Lega sono stati gli storici poster della Lega anni 80-90, quelli che ci vedevano giusto e prevedevano il futuro. E allora, a proposito di storia, in questo caso storia musicale, chi si ricorda di questo pezzo della Bovisa String Band?
Vintage non penso, sempre molto attuale. Questa Suffia Forte, il Vent del Nord, è una vera e propria bandiera, un manifesto musicale che lanciò la Bovisa String Band, Bovisa, quartiere di Milano, qui in zona, nel 2011. Un pezzo ancora attuale? Chiaramente do a voi la parola, cari ascoltatori di Radio Libertà, allo 0292947222 o tramite WhatsApp mi state bloccando il computer a 340670969 e abbiamo dato là la pagina numero 13 di Libero, che questa mattina scrive: travasi di bile a sinistra, lo schiaffo di Salvini e Vannacci ai retroscenisti un tanto al chilo. Si parla del congresso dello scorso weekend, di ciò che è accaduto al congresso della Lega e che vi stiamo riproponendo in queste mattinate. Nella 2 giorni congressuale smentiti tutti gli scenari apocalittici tra congiure di partito e il generale pronto a scappare. E Matteo smorza le polemiche. Viminale? No a forzature, però abbiamo visto che forse di un Matteo Salvini al Viminale ci sarebbe bisogno. Scrive oggi Fabio Rubini su Libero. La notizia è da prendere con le molle, ma pare che nelle ultime 24 ore il consumo di gastroprotettori si sia vertiginosamente impennato. La colpa sarebbe di quella tessera sventolata da Roberto Vannacci sul palco del congresso della Lega domenica a Firenze. A ingurgitare pillole su pillole sono tutti quei commentatori di sinistra, ma non solo, che in vista del congresso avevano ipotizzato scenari apocalittici. Il primo, smentito per tempo, era quello di una sorta di congiura dei pazzi. La location di Firenze si prestava bene, con esponenti di primissimo piano del Carroccio pronti a pugnalare Matteo Salvini e farlo fuori dal suo ruolo di segretario. Sappiamo com'è finita. Il secondo, rimasto d'attualità fino a domenica mattina, era quello di un Roberto Vannacci pronto a farsi un suo partito e mollare il capitano e la Lega, usata come un trampolino di lancio. Era l'auspicio di molti che vedevano in questa mossa il vero scacco matto alla segreteria di Salvini. Sono rimasti delusi. Nuovamente Salvini è stato riconfermato per acclamazione e Vannacci ha preso la tessera del Carroccio, mettendo fine al chiacchiericcio. Caso chiuso? Neanche per sogno. Giusto il tempo che il gastroprotettore facesse effetto ed ecco che i produttori permanenti di bile si sono scatenati su nuove ipotesi di lavoro. I giornali che per mesi avevano accreditato tutte queste teorie complottiste hanno digerito l'affronto del generale e hanno dato libero sfogo alla fantasia. Per Repubblica c'è l'ira dei fan, l'abbiamo letto ieri, ha tradito i suoi elettori, parlando di Vannacci, mentre il Fatto Quotidiano svelena Vannacci tessera ai gradi nel gelo del nord, senza dimenticare i retroscenisti impenitenti che nel breve volgere di un mattino sono passati dal Vannacci pronto a farsi un partito a Vannacci si prepara a fare le scarpe a Salvini. Il tema è quello del ruolo di vice segretario. Col nuovo statuto i vice sono passati da 3 a 4 e allora il gioco è semplice, hanno aumentato di 1 per far posto a Vannacci. Il fatto che per la prima volta nella storia siano entrate in segreteria anche le regioni del sud evidentemente non ha suscitato il dubbio che il vero motivo dell'allargamento fosse quello. Poi per carità magari Vannacci verrà nominato per davvero vice, ma in quel caso a pesare potrebbero essere le 500.000 preferenze racimolate da Vannacci e anche la consapevolezza che fare politica non è un gioco e creare da zero un partito nemmeno. Ne avevamo scritto tempo fa mettendo in fila gli errori commessi dal generale Vannacci in un campo di battaglia che ancora non conosce a fondo. Proprio quei passi falsi alla fine potrebbero aver convinto Vannacci ad accettare l'invito a tesserarsi fattogli da Salvini. In una intervista alla Nazione, Vannacci rivela che tesserarsi faceva parte di un percorso, in parte pianificato. Dopo mesi di conoscenza ho capito che la Lega è l'unico vero partito sovranista influente
efficiente e in grado di incidere, e che il generale stia prendendo dimestichezza con i riti della politica, assai diversi da quelli del suo mondo al contrario, è testimoniato anche dalla risposta alla domanda sulla sua vice segreteria. Lo vedremo col tempo. Per ora faccio l'europarlamentare, ha detto Vannacci. Nel frattempo l'ingresso ufficiale del generale in Lega ha iniziato a sortire i primi effetti. Attilio Fontana, che in passato non era stato tenero con l'ex Parà, ieri si è detto contento del tesseramento, perché almeno così anche lui sarà al nostro fianco in tutte, e quando dico tutte sottolineo tutte, le battaglie che stiamo combattendo. Ricordiamolo, se diventi militante, praticamente è un dovere e quasi un obbligo fare parte delle battaglie del partito. Il riferimento, scrive ancora Libero, ovviamente al progetto autonomista che lo stesso Vannacci ha sdoganato a Firenze, dicendo: per essere autonomisti in Italia dobbiamo essere sovranisti nell'Unione Europea. E visti i precedenti, sembra un significativo passo in avanti. A rovinare ulteriormente la giornata dei gufatori ci ha pensato ieri sera lo stesso Salvini, che a 5 minuti, intervistato da Bruno Vespa, ha detto chiaro che sul Viminale la Lega non intende fare forzature. Ne parlerò con serenità a Piantedosi e Meloni, ma il governo è e resta saldo. Non una novità per chi le parole già domenica a Firenze le ascolta e le interpreta per il significato che hanno, un po' meno per gli altri. E vi ricordiamo che noi qui a Radio Libertà abbiamo trasmesso per intero il congresso della Lega in radio, nella banda DAB, in televisione sul canale 252, e lo stiamo ritrasmettendo ogni mattina intorno alle 10, per cui chi se lo fosse perso può comodamente rivederlo da casa, ad esempio sul canale 252 del televisore. WhatsApp al 340 6709 659. Mi arrendo, sono pienissimo, però c'ho ancora un appuntamento da non scordare che vi leggo al volo. Primavera è donna, un tè a palazzo. Giornata dedicata alla sensibilizzazione e valorizzazione del ruolo della donna nel panorama sociale e imprenditoriale. Interessante appuntamento per il 12 aprile alle 14:30 presso il Salone El Stense del Comune di Varese, in via Luigi Sacco. Tra gli ospiti l'europarlamentare membro della Commissione del Parlamento Europeo ITRE, Isabella Tovaglieri, che parlerà dopo le ore 14. Appuntamento per chi ci segue dalla zona con Primavera e Donna, un tè a palazzo, 12 aprile, ore 14:30, Salone Estense, Comune di Varese. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega, chiaramente li trovate sul sito legaonline.it, ma è importante, certo, ascoltare anche la nostra radio che vi dice in anteprima anche eventi che devono essere frequentati se siete già in zona. Venerdì 11 aprile, riforma disabilità e progetto di vita con il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. L'appuntamento è a Caivano, Napoli, Teatro Burlesque, alle 10 del mattino. I saluti istituzionali, la tavola rotonda intitolata La sperimentazione della riforma per le disabilità e l'incontro con le associazioni del territorio. Ritorno ai vostri WhatsApp, ragazzi, perché sennò di qui non mi muovo. Vediamo. Pensierino. La Lega ha già avuto un grande ministro degli interni. Ricordiamoci di un giovane Bobo Maroni, 38 latitanti mafiosi tra i 40 più pericolosi in pochi anni. Ricordiamocene, ci scrive Nina. 029294 7222. Sentiamo chi vuole parlare in diretta. Pronto? Sammy dalla Calabria, Domenico Fedele. Carissimo. Ciao. È stato fantastico esserci al congresso, prima volta per me a Firenze, tutto organizzato, tutto bello,
bello proprio stare insieme a tutti i nostri politici, io ero tra il pubblico. Cosa ti ha insieme ai delegati. colpito? Tu dalla Calabria questo weekend sei andato a Firenze per il congresso della Lega. Cosa ti ha colpito? Cosa ti è rimasto in testa? Quale sentimento hai portato a casa? La gioia di essere leghista, la gioia di aver stretto la mano a Matteo, abbracciarlo e poi a ribadire anche adesso auguri per la riconferma del segretario federale a Matteo Salvini, il nostro grande capitano, più capitano per noi che siamo, ma è il nostro segretario federale. È stato proprio bello vedere come ognuno appunto raccontava regione per regione i vari commissari, i vari politici, le proprie cose, le proprie materie, scambiarci due parole poi sia tra noi leghisti normali e poi insieme ai politici, poter colloquiare di cose importanti da vicino, stare la convivialità assieme nei momenti in cui eravamo all'esterno, che uno esce un attimino, si va a prendere un caffè, chiacchieri con qualcuno e poi ritorni dentro e segui il congresso. Avevamo pure i tabelloni in giro, quindi potevamo seguire anche le cose al momento di quello che piace di più, ma è stato tutto abbastanza fantastico, tutto ben organizzato, controlli dove potevi lasciare anche il bagaglio, sono stato benissimo. Poi ho incontrato persone che conoscevo già a Pontida, che si vede ogni anno, altri eventi nazionali quando si organizzano in giro per l'Italia e siamo chiamati a salire dove si va. Ne valsa la pena, e io te lo dico, non sono purtroppo venuto a Firenze, ma con i miei della Calabria. Poi io ero anche in riserva in caso mancava qualcuno. È successo, però non ha stato alle regole per potermi agganciare, ma va bene così, perché io ero lì per divertirmi e stare con tutti assieme. Poi ecco, ti dico, questa cosa sull'organizzazione comunque è stata importante, perché anche da noi che l'abbiamo vissuta da cronisti, abbiamo trasmesso in televisione questo evento, c'è stata una grande qualità della trasmissione e dell'organizzazione di quello che è questo gigantesco posto, la Fortezza da Basso di Firenze, e quindi i complimenti per tutti coloro che ci hanno lavorato, per i tanti militanti, simpatizzanti che sono accorsi, come vedete, da tutta Italia. Nel tuo caso dalla Calabria ci hai portato questo messaggio positivo. E cos'altro aggiungere? Quegli storici cartelloni che hanno trasmesso a un certo punto dal congresso, gli storici cartelli della Lega, che messaggio hanno lasciato secondo te? Che è una Lega che comunque deve avere un'impronta anche nel passato, ma aggiornarci naturalmente su quello che dovremo vivere in futuro. Una Lega con un piede nel passato, ma lo sguardo verso il futuro, o no? Ma la Lega è sempre in evoluzione, è iniziata con Bossi, Matteo Salvini è sempre in evoluzione su quello che succede al momento in Italia, in Europa, nel mondo. Abbiamo tante di quelle materie, io ho l'immigrazione, io ancora ho qua Lucano che è diventato sindaco e deve decadere e non molla la poltrona con tutto il suo consiglio comunale, hanno fatto appalti diretti saltando vari passaggi, qua ci sarà un macello per dire. Io parlo di questo come si parla in grande, che abbiamo i nostri eurodeputati che lottano immigrazione, tasse, di tutto e di più, ed erano lì anche a raccontarci quello che fanno in Europa, i nostri politici nazionali, la flat tax. Io saluto anche Armando Sini, che voglio partecipare agli altri 2 anni quando ci riesco di scuola di formazione politica di Armando Siri, ed era lì che ringraziava gli alunni che avevano già partecipato e qualcuno era lì presente. Tutto molto, molto forte, molto raccolto, e raccontare tutto ci vorrebbero ore. È minimo, però ringraziamo veramente. Le emozioni di gioia. Grazie Domenico Fedele, grazie per questo entusiasmo, e ricordiamo che questo ascoltatore chiama da Riace, Reggio Calabria, che è detto tutto, Riace, Lucano, ci fermiamo ma soltanto per poco, c'è una chiamata ancora in attesa, è possibile, non c'è più, invitiamo l'ascoltatore a richiamare. C'è la pausa, c'è Acerbis, e io invito sempre naturalmente amici, diamo una mano a chi crede in Radio Libertà, l'olio Acerbis, le creme Acerbis, ma anche Sicurbet, gli impianti per
avere un po' più di sicurezza per fargli passare la voglia alla zingarella di entrare a casa nostra. Non capita quasi mai, le zingare non rubano, però a volte ci scappa quella che vorrebbe entrare in casa, gli facciamo passare la voglia, chiamiamo la Sicurbet e prendiamo un appuntamento, roba non italiana, di più roba padana. Torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Ecco cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Con i primi di aprile a numero chiuso, perché quello di cui vi sto parlando, che molti stanno aspettando, è un prodotto davvero molto importante e delicato anche nella sua formulazione. Parliamo del collagene non standardizzato di tipo 2. Con estratto di boswellia titolata al 65%, vitamina B1, B6, C e vitamina D3. Che cos'è? Allora ve lo spiego subito. Dolori articolari, dolori artrodici, dappertutto, cervicale, spalle, ginocchia, dita delle mani, dita dei piedi, polsi, perché è lì che viene a mancare il collagene dopo i 35-40 anni. Non è una malattia, una cosa normale e naturale, ma il collagene, amici, non è che uno dice io sono uno sportivo, io insomma mangio bene e sto tanto all'alimentazione e il collagene c'è. No, non funziona così. Il collagene non lo produciamo più dopo una certa età e lo puoi trovare soltanto in questo sistema, quello puro, l'ACUC2, e non è un antidolorifico che tu prendi alle 3 del pomeriggio e va bene fino alle 17 e dopo comincia ancora il dolore. Andiamo a mettere il cuscinetto di collagene, l'ammortizzatore tra le articolazioni. Allora, ve la faccio breve, è questo. Trattamento di 1 mese, 35 euro. Trasporto non lo pagate, ma il trattamento di 3 mesi, che è quello consigliato dagli ortopedici, 79 euro, 3 mesi di trattamento di collagene. Io ringrazio tutte le migliaia di testimonianze, la gente che ci fa davvero tanta pubblicità. Ripeto, non è un medicinale, non è un antidolorifico, è un prodotto molto importante. Allora chiamate subito 030 68 40 408. Oggi è disponibile Miriam, che è esperta in integratori, quindi chiamate pure 030 68 40 408. Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Questi sono quegli esperimenti musicali che mi piacciono. Lui è Albert Mar da Cervia, musica fatta in casa si potrebbe dire, e si intitola Protagonist Only in My Dreams, il piacere di vivere in un sogno praticamente. Albert Mar è appena andato in pensione e che ha fatto? Si è tuffato nella musica, una sua vecchia passione che non era mai riuscito a coltivare, incidendo cose interessanti, sì, che vanno magari orchestrate, ma siccome noi mandiamo in onda solo artisti indipendenti durante le trasmissioni di Sammy Varin, vi faccio degli esempi di come chiunque di voi effettivamente può decidere di incidere un pezzo andando poi in mano a chi te lo arrangia e volendo te lo migliora, e diventa una passione bellissima, soprattutto per chi se lo può permettere, a parte finanziariamente, ma anche dal punto di vista del tempo. Bravo ad Albert Mar da Cervia. 0292947222. Caos dazi, nervose le borse europee, Milano volatile, è andata su, è andata giù, comunque va molto meglio rispetto a ieri. Questa è l'apertura del Corriere Repubblica. Milano torna in negativo, ma prima era positivo. FTSE MIB azzera i guadagni dell'avvio, Tokyo guadagna più del 6%. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Appena caduta, si può richiamare certamente. La striscia rossa su Repubblica ci porta brutte notizie. A Milano una donna di 29 anni muore investita da una moto vicino alla Bocconi. A Teramo una bimba di 6 mesi muore nella culla dell'asilo nido. I WhatsApp, i vostri pensieri al 340 6709 659. Tra poco li leggo. La telefonata. Pronto? Pronto, sono Paolo. Là. Ciao. Ciao, volevo dirti per quanto riguarda, se posso cambiare argomento. Come no? Per quanto riguarda il fisco, ma si può avere un sistema fiscale in Italia così dove tu paghi l'IMU, l'ICA, ICI, ACI, puri e poi non viene a sapere, se non paghi qualche rata, lo viene a sapere dopo mesi, dopo anni, perché passano direttamente all'Agenzia delle Entrate. Quindi che sistema è questo? Volevo chiedere anche un tuo parere su queste cose qua, se c'è la possibilità di migliorare, se Salvini ha intenzione della semplificazione. E come no. Grazie, e sai bene che è uno dei capisaldi della Lega, il fronte fiscale, il fronte delle rate, il fronte di fare in modo che ci siano più rate spalmate su tantissimi anni, e se non paghi una rata o 2 rate non è la fine del mondo. Il problema è che non c'è solo la Lega al governo, c'è qualcun altro che ha altri nomi e che non è sempre d'accordo su questo fronte. È chiaro che non molliamo, ma non dovete mollare neanche voi, non dovete mollare la Lega soprattutto. Certamente, se poi votate altro, non potete lamentarvi più di tanto. Buongiorno, nuovo decreto per gli stranieri, diritto e doveri, ridicolo, barzelletta del governo. Barzelletta del governo, però cominciamo a mettere dei cartelli quando questi mettono il piedino in Italia, oppure no? Oppure siete piddini e dite che hanno soltanto diritti. Eccola qua. Proposta di Fratelli d'Italia, un opuscolo con tutti i doveri dei migranti. Ne parlano oggi alcuni quotidiani, tra cui il Libero, a pagina 13. Le immagini del Capodanno islamista di Milano, così come le aggressioni dei migranti agli agenti impegnati nel quartiere Quarticciolo di Roma, sono ancora vivide nella mente delle persone. Da qui nasce la proposta di legge, a prima firma Chilani di Fratelli d'Italia e sottoscritta dal compagno di partito Filini, per rivedere i documenti forniti ai richiedenti asilo nel momento della presentazione della domanda di protezione internazionale. La normativa vigente infatti stabilisce che l'ufficio di polizia che riceve tale domanda debba informare lo straniero della procedura da seguire e dei suoi diritti e doveri durante il procedimento. Per fare ciò, la Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo ha il compito di redigere un opuscolo informativo che, tra le altre cose, evidenzi i principali diritti e doveri del richiedente durante la procedura di esame della domanda di protezione internazionale.
Alla luce delle violenze perpetrate da immigrati nei confronti di donne e agenti delle forze dell'ordine, si propone di estendere il documento, sottolineando il dovere del richiedente di attenersi, durante tutto il periodo di permanenza sul territorio dello Stato, alle norme dell'ordinamento giuridico italiano e nello specifico al rispetto della donna e della parità di genere, dice il virgolettato. Non solo, la modifica imporrebbe anche la revoca della protezione internazionale nel momento in cui il richiedente sia sottoposto a procedimento penale per reati di particolare gravità, in caso di condanna per gli stessi reati o se ritenuto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica. Revoca della protezione. Li avvisiamo. Un chiarimento, secondo me, che ci vuole? Secondo voi è acqua fresca? Ditemelo un po' voi. 340 6709 659. Questi sono i vostri messaggi. Una barzelletta del governo secondo qualcuno? Beh, ragazzi, questa è democrazia. Pensatela come volete. Abbiamo anche molti ascoltatori che votano PD e che seguono questa radio perché facciamo molta politica. A quando un bel cartello sull'Italia con scritto sopra paese demattarellizzato, che spiritosi ragazzi, era deberlusconizzato lo storico cartello che alcuni comuni pidini e non soltanto mettevano. Ciao Sammy, se guardiamo la Svizzera, paese veramente democratico e libero dalle paranoie europee, il servizio militare è tuttora attivo, fanno prove allarmi con sirene abitualmente con avvisi alla popolazione, i militari fanno corsi di aggiornamento, inoltre hanno i rifugi antiatomici in ogni casa o condominio, quindi non faranno la fine dei topi come faremmo noi. E la Svizzera di certo non dichiara guerra a nessuno, ma è in grado di difendere il suo popolo perché è contro la guerra da sempre, ci scrive Dani che ci abita vicina. Le constatazioni amichevoli digitali, ma facciamo fare una bella ricostruzione video a chat GPT e non se ne parla più. Sammy, salvaci tu. Ma quindi se le borse sono in rialzo significa che i miliardi bruciati ieri stanno risorgendo dalle ceneri, tipo araba fenice? Che manica di ciarlatani, scrive Stefano. È vero, sto termine borse bruciate, bruciano miliardi. Ci ho un po' stufato. 0292947222. Chi vuole parlare in diretta lo faccia adesso. Pronto? Pronto? Uela. Sono io? Ciao. Ciao Sammy, sono Lucia De Poliano. Ciao. Guarda che mi tieni davvero compagnia al mattino, mi tiri su il morale. Che onore, grazie davvero. Allora, volevo fare i miei, come si dice, dire bravi ai ragazzi di Riace. Li adoro, guarda, i tarluc di qua che non capiscono niente e mi telefona uno di Riace, cioè telefona a te, uno di Riace a dire le belle cose che ha detto. Grandi ragazzi, vi adoro. Ciao Sammy, ciao. Grazie. Beh, il bello di questa radio che arriva in tutta Italia, ma perdonatemi, magari qualcuno non è d'accordo, è il bello anche della Lega che arriva in tutta Italia e facendo squadra si riesce a battagliare o semplicemente si riesce a capire meglio dove può andare questo paese, dove potrebbe andare se facessimo meglio le nostre battaglie. 340 6709 659. Sto anche ascoltando i vostri messaggi che stanno arrivando tramite WhatsApp, audio, video, come preferite. È il bello di avere una radio è che la radio è interattiva. Siamo una radio, siamo una televisione, siamo anche un sito internet, radiolibertà.net, che pubblica tanti commenti fuori dal coro. Sfruttiamola questa radio. E a questo proposito ringrazio anche oggi, mi ha chiamato Marinella, che ha deciso di aiutare Radio Libertà ricordandovi il metodo più semplice, signori, ancora ai tempi di Radio Padania Libera, quando ci chiamavamo così, ma siamo sempre noi, ci siamo semplicemente aggiornati anche noi, come la Lega si è aggiornata, ma
con un piede nel passato, con quei manifesti che abbiamo visto al congresso. Conto corrente postale 37671294. La prima volta che si va in posta, si prende in mano uno di quei moduli bianchi, si scrive il conto corrente postale di Radio Libertà 37671294. Lo si intesta a Radio Libertà Milano e si scrive la cifra, anche fossero quelli famosi 5 euro che Sammy Varin 20 anni fa vi chiedeva. Certo, adesso c'è anche internet, andando sul sito radiolibertà.net, cliccate sostienici, abbonati e decidete con la carta di credito quanto donare a questa radio che da sempre vive grazie alle vostre donazioni. Messaggi WhatsApp, anche audio, ce n'è uno sul cursore, sentiamo cosa dice. Ho fatto la denuncia dei redditi e come ogni anno dono il 2 per 1000 alla Lega di 43. Anna Maria da Vicenza. Grazie Anna Maria, ricordate tutti voi, è un po' prestino, ma mica poi tanto, si va al CAF, D come Domodossola 43 per aiutare la Lega di Matteo Salvini. Se non lo fate i soldi non è che vi restano in tasca, assolutamente. Elel, quando sento andrà tutto bene mi esplode l'itterizia. Ti capisco, è successo anche a me, veramente. Mi è venuto anche un cancrettino. Su Mediaset, quando guardo solo Fuori dal coro, stimavo Porre del Debbio, ma da troppo tempo sono covi del sinistrume Fuori dal coro. Un ritorno nell'arena quando i leoni potevano pasteggiare con carne umana. Sì, un po' troppi tranelli ci stanno tenendo gli amici di Rete 4. Chissà come mai, vi è venuto in mente, chissà come mai. WhatsApp, la statua che c'è al mercato di Firenze non è un maialino ma un cinghiale, animale sacro per i Celti, e anche di blu si dipingevano i Celti in battaglia, sia il viso e il corpo, è vero, mentre il colore di Forza Italia è azzurro, ci scrive la Raffaella. Nulla, è dal 45 che non si può più fare. E non lo so però di cosa parlava Paolo, di cosa stavo parlando, e non mi sono perso qualche cosa. Buongiorno, ma Mattarella che premia Burioni. Marco, non possiamo inveire contro il nostro Presidente della Repubblica, dai, un po' di serietà. Fammi aprire un attimo le agenzie, perché siamo un attimo curiosi di sapere se c'è un rimbalzo in Europa e qualcosa si muove, sono nervose le borse europee, Milano è volatile, la Cina dice no ai ricatti statunitensi, lotta fino alla fine, ci piace molto da Highlander. Re Carlo e Camilla ricevuti da Mattarella al Quirinale. Milano torna in negativo, ma prima era positiva. Fuzzi Mib azzera i guadagni dell'avvio, Tokyo guadagna più del 6% e questo è un segnale. Scendo più in basso, sono sul sito del Corriere, quanto hanno perso in media i cittadini USA per i dazi e perché a Trump non interessa, interessante articolo, che poi ci riporta sui nostri mutui, così il tasso variabile prepara il sorpasso, entro l'estate sarà più conveniente del fisso e speriamo in un abbassamento ancora dei tassi. Crolla la madre di Mark. Sì, l'ho aiutato a pulire il sangue in camera. Sentiamo qualcuno in linea. Pronto? Buongiorno signor Semmi Risetta. Quella, ciao. Allora, altro argomento. Secondo lei perché i giovani migliori e distruiti fuggono dall'Italia, signor Semmi? Cioè vanno nel Regno Unito, ecco, mi dilungo, Germania, Svizzera, Francia, Spagna, un po' dappertutto, insomma, Stati Uniti d'America, Paesi Bassi, eccetera, eccetera. Conosciamo i motivi, signor Semmi. Allora, pressione fiscale inferiore e maggiore produttività del lavoro, e quindi secondo me netto in busta paga più alto, migliori infrastrutture, migliore avanzamento di carriera associata, mi sembra, a maggiore flessibilità del lavoro. Signor Semmi, ma il rapporto tra salari e costo della vita ed anche possibilità, secondo me, di acquistare la casa di residenza è spesso svantaggioso anche all'estero, mi sembra, no? Oggi poi si esportano giovani laureati e si importano nulla facenti
Se importi l'Africa, diviene Africa. La saluto e buona giornata. Se importi Africa, divieni Africa. Interessante. Sta facendo discutere anche il sito elettronico del Corriere l'intervista che oggi Libero fa ad Arianna Meloni. Pagina 11, Annalisa Terranova. Dice cose interessanti. Fare il genitore è il mestiere più difficile di tutti. Uno dice, parleranno di politica? Non solo. La sorella del premier dice: la rabbia dei giovani, dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi che si può fallire e che bisogna accettare un rifiuto. Spesso il disagio è invisibile e silente. La lotta alla violenza di genere è una priorità del governo. Arianna Meloni parla anche di patriarcato, dicendo che è una parola che spesso è usata a sproposito, sicuramente esiste in alcuni contesti non occidentali. I provvedimenti sulla violenza contro le donne noi vogliamo invertire definitivamente le rotte e farlo quanto prima. Sul fronte cultura, la violenza non è solo un problema dei maschi, c'è un problema anche di tipo culturale. Paginone quest'oggi, a pagina 11 del quotidiano Libero, con l'intervista alla sorella di Giorgia Meloni, Arianna, che fa subito un esempio. Sara, 22 anni, uccisa a coltellate per strada da un uomo che la perseguitava, ma lei non voleva saperne. Ilaria, uccisa dal suo ex, il corpo chiuso in una valigia poi gettata in un dirupo, una strage che non si ferma. La violenza di genere, afferma Arianna Meloni, rappresenta un'emergenza e contrastarla deve essere una priorità. Ricorda anche le misure introdotte dal governo in questi 2 anni e mezzo, come l'incremento dei fondi per i centri antiviolenza, il reddito di libertà, provvedimenti richiamati nella prefazione a un libro appena uscito, L'altro femminismo, dove si intende combattere il pregiudizio secondo cui a destra non interesserebbe la questione femminile. Interessante, certamente, ma noi dobbiamo fermarci, è minimo, è ora di andarcene. Devo ringraziare come al solito i tantissimi, e siete veramente tanti, che avete scritto e state tuttora scrivendo al 340 67 09 659. Poi lo sapete, alle 12:30 arriva Pierluigi Pellegrini, il contatto con la nostra controinformazione prosegue. Grazie naturalmente in regia, è sempre lui presente, Francesco, dalle 7:30 del mattino con Sammy Varin. Guarda caso, ci saremo anche domani, mercoledì, proprio a quell'ora, alle 7:30, per riassumere insieme quelli che saranno gli argomenti più importanti della